Amici sportivi, buonasera, benvenuti alla diretta della seconda semifinale della Final Four Under 17. Si affronteranno Bissuola e Marca Futsal. Abbiamo da poco assistito alla gara precedente che ha visto la prima finalista qualificarsi, la Fenice Venezia Mestre, che ha battuto l'Antenore Sport Padova 4-0. Le splendide immagini di Futsal Veneto TV, i primi piani dei protagonisti di questo incontro, di questa seconda semifinale, che appunto decreterà l'altra finalista che andrà a affrontare domani alle ore 17, sempre in diretta su Futsal Veneto TV e sempre qui naturalmente a Tombolo, alla Belbotea Arena, per il titolo regionale di categoria Under 17. Vediamo gli arbitri dell'incontro, che sono il signor Claudio Piccolo di Este e Giulio Caretta di Padova, decretare il saluto delle squadre che si stanno scambiando il 5 prima di andare a salutare la panchina avversaria. Il Marca Futsal in completo bianco, mentre la formazione del Bissuola in maglia gialla. Molta attesa per questa Final Four Under 17. La scorsa settimana si è svolta la Final Four dell'Under 15 con la vittoria del Bissuola. La giornata poi si completerà con un altro evento, tutto da seguire sempre su Futsal Veneto TV, vale a dire la Coppa Veneto di Serie D, a partire dalle 19 e poi alle 21:30, quindi appuntamento per tutti anche per la Coppa Veneto di Serie D. Questi vedete sulla grafica gli incontri in programmi: Baita, Saviabona, Alzignano, che sarà l'incontro che inizierà alle 21:30. Ora le foto di rito prima di iniziare questa partita molto attesa. Ricordiamo anche i marcatori della prima gara, della prima semifinale tra Fenice Venezia Mestre e Antenore Sport Padova. I gol, la doppietta di Schiavinato, poi Franzo e Franceschini, quattro reti del Fenice Venezia Mestre. Ora è un minuto di raccoglimento a ricordare Mattia Giani. Il ricordo di Mattia Giani, sfortunato giocatore che è mancato in campo la scorsa domenica. Diamo lettura alle formazioni delle squadre proprio a pochi istanti dal fischio d'inizio dei signori Piccolo e Carretta. A battere il calcio d'inizio sarà la formazione del Marca Futsal. Il Bissuola presenta col numero 1 Carlo Stefanutto, col 2 Lorenzo Durante, con il 3 Francesco Rossi, con il 4 Tommaso Binotto, col 5 Tommaso Marchiori, con il 6 Ismail Erragi, con il numero 8 Giuseppe Tedesco, col 9 Gaetano Tricarichi, col 10 Matteo Bolzonello, con l'11 Leonardo Tedesco, col 12 Luca Pontini, con il 14 Riccardo De Conto. Mister il signor Giobatta Bianchini, capitano Matteo Bolzonello. Pochi spiccioli di gara, c'è stata subito una conclusione da parte del Bissuola.
non è ancora trascorso un minuto, diamo lettura anche alla formazione della squadra del Bissuola, che presenta con il numero 1 Leonardo Memo, con il numero 2 Daniele Farina, con il numero 3 Gioele Pistoresi, con il 4 Elias Cantamburlo, con il 5 Filippo Mariano, con il 6 Fabio Ballarin, con il 7 intanto c'è un'occasione in area del Bissuola, col pallone messo alto, con il numero 7 Alessio Tronchin, con l'8 Tommaso Andidero, con il 9 Cristian Bonamore, con il 10 Mauro Palma, con l'11 Mattia Rizzi e con il 12 Samuele Cattaruzzo. Mister il signor Diego Visentini, capitano Elia Scantamburlo. 1 minuto e 47 dall'inizio della gara, risultato di 0-0 con la Marca Futsal in avanti e che avrà la possibilità di rimettere il pallone in gioco da rimessa laterale. Pallone fuori, poi prova la conclusione Francesco Rossi, numero 3 della Marca Futsal. Murato, calcio d'angolo. Vediamo questa azione da palla inattiva della Marca Futsal, altro tiro Murato, altra possibilità di battere da fermo per i trevigiani. La palombella troppo lunga, impossibile da prendere per i compagni di squadra. Sfera rimessa in gioco dal Bissuola. Il lancio, si porta avanti il pallone e va alla conclusione. Il numero 9 del Bissuola, rivedremo forse l'azione, vediamo se la regia ce la fa rivedere. Ecco il bel tocco di Bonamore e la conclusione di poco a lato, ha attraversato tutto lo specchio della porta. Il tiro è ben coordinato e ben iniziato nell'azione di Cristian Bonamore. Rimessi in gioco Pistoresi, dall'altra parte passaggio lungolinea intercettato subito, pronta la ripartenza della formazione trevigiana con la conclusione di Matteo Bolzonello, il capitano, deviata, quindi sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo dunque per Marca Futsal, che manovra la sfera all'altezza della metà campo. Ecco in possesso il numero 3 Francesco Rossi, che mette al centro, lascia correre l'arbitro. Pericoloso questo numero 9 del Bissuola, che si presenta con un gioco di suola. Cristian Bonamore, poi il pallone gli sfugge. Inizia a contare l'arbitro per la rimessa lunga con i piedi direttamente nel suo collega avversario, che ha un'incertezza ma recupera la difesa del Bissuola. Poi si propone e va alla conclusione sempre il numero 9 Cristian Bonamore, fermato in scivolata. Pallone gettato nel nulla da questa rimessa laterale, battuta in modo un po' maldestro, ma poco male, non succede niente a sfavore della squadra che ha sbagliato la rimessa laterale. Manovra sfera ora nella propria metà campo il Marca Futsal. L'occasione sulla sinistra, il pallone messo al centro, non c'è nessun compagno pronto a ribadire in rete quel pallone invitante. Invitante sì, ma non c'erano invitati in questa occasione. Di testa ci prova sul lungo rilancio del proprio portiere. Rivediamo, ci prova il numero 4 della Marca Futsal, Tommaso Binotto,
E ancora però pericoloso dall'altra parte Cristian Bonamore, che si è già fatto vedere la rivediamo questa azione, il controllo di Cristian Bonamore, la diagonale viene fermata dal portiere, il numero 1 della Marca Futsal, Carlo Stefanutto. Porta invece per il Bissuola Leonardo Memo. Se abbiamo scorto bene il numero sulla maglia viola che indossa. La rimessa laterale subito fermata, ma si riprende praticamente con un calcio d'angolo per il Bissuola. Tutti in area, -1, il servito proprio il giocatore fuori area, poi il rilancio che termina direttamente in rimessa laterale. Individuati quindi i due portieri, i numeri 1, entrambi i numeri 1. C'è un'azione con un pallone lungo, ancora un pallone lungo lanciato con le mani, la spizzicata di testa, il tentativo della Marca Futsal con Binotto che spizzica di testa. Abbiamo rivisto l'azione e il suo colpo di testa o di capelli, diciamo così, termina poco a lato. Memo lungo all'altezza del bacino per il suo compagno di squadra Mauro Palma, che controlla, rimessa in gioco per lui, ancora servito ecco Bolsonella che mette il pallone sulla linea laterale. Serve a Palombella, forse serviva un passaggio più teso. Subito preda del numero 9 del Bissuola Bonamore. Poi riparte la Marca Futsal, ancora Bonamore che scippa il pallone all'avversario, si ferma e la sua azione viene intercettata, si riprende con una rimessa laterale per Bissuola, servito ora sulla destra ma non riesce a raggiungere questo pallone il numero 2 veneziano Daniele Farina, classe 2007, dicevamo anche in precedenza 2007 e 2008 per questa categoria Under 17. Ribadiamo anche la possibilità, intanto c'è l'occasione per Marca Futsal, il passaggio di piatto preciso in un 2 contro 1 di Francesco Rossi che ha servito sulla sinistra. 1-0 Marca Futsal, il gol di Tommaso Binotto. Nono minuto, la sblocca Binotto per il Marca Futsal che è in vantaggio. Si ripropone in avanti ma c'è un fallo o il pallone è uscito, vediamo cosa deciderà l'arbitro. Rimessa laterale per Bissuola, quindi Marca Futsal in vantaggio al nono. Si destreggia bene la difesa dei trevigiani che accerchia il pivot avversario, poi la conclusione del numero 5 Tommaso Marchiori sull'esterno della rete. Ancora un'azione della Bissuola con il lancio lungo, lo stop e l'intervento difensivo del capitano della Marca. Elia Scantamburlo, ora è Carlo Stefanutto che rimette lungo,
bel intervento del numero 5 del Marca, Tommaso Marchiori, che recupera un buon pallone e guadagna una rimessa laterale. Pallone largo sulla destra, sfugge la sfera a Marchiori, regalata un'azione al Bissuola. Il bel controllo del numero 10 del Bissuola, che va alla conclusione sull'esterno della rete. Si tratta di Mauro Palma, il cui mancino è terminato all'esterno della rete. Un errore nel controllo del pallone regala una situazione d'attacco per il Bissuola, che è sotto 1-0 e vuole subito provare a pareggiare per rimettersi in partita. Ricordiamo che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari la gara andrà direttamente. Intanto c'è il bellissimo tiro calibrato sul secondo palo. Il pareggio l'avevamo poco fa anche chiamato in un certo senso, il pareggio dal limite dell'area, con questo bellissimo tiro che rivediamo sul secondo palo di Mauro Palma, il gol di Mauro Palma 1-1. Quindi a Binotto al 9° minuto ha risposto al 12° Palma. Ricordiamo che sono giunti alla Final Four le squadre che hanno disputato il girone Elite, terminate ai primi 4 posti, e domani le 2 finaliste si contenderanno il titolo regionale di categoria. Sempre su Futsal Veneto TV, ore 17. Naturalmente qui alla Belbotea Arena, la casa del grande Futsal Veneto. Un'altra occasione, la traversa e poi il portiere interviene. Rivediamo questa azione a dir poco convulsa sotto la porta del Marca Futsal. Bel passaggio di tacco, poi la conclusione. C'è anche un tentativo di toccare con la mano la sfera, ma l'azione sfuma perché prima la traversa, poi la porta che si è spostata e poi il portiere del Marca Futsal, che è intervenuto con molta forza, Carlo Stefanuto, a fermare questa azione pericolosissima del Bissuola. C'è un fallo. Calcio di punizione a favore della Marca Futsal. Ha subito il fallo Leonardo Tedesco, che stava impossessandosi della palla, ma è stato impedito dall'avversario. Conseguente fallo, calcio di punizione già battuto, lotta sulla tre quarti per il possesso del pallone. Poi il pallone ce l'ha la Marca Futsal, che va al tiro debole a lato. Ricordiamo naturalmente anche la grande novità di Futsal Veneto TV, che si recherà con la sua troupe in Calabria per seguire tutte, ma proprio tutte, le partite delle rappresentative venete Under 15, Under 17, Under 19 e femminile. Quelle che non saranno visibili sulla pagina nazionale Futsal TV saranno sicuramente trasmesse da Futsal Veneto TV, quindi un motivo in più per iscriversi a questa pagina YouTube. Non costa nulla e si possono vedere anche le partite già disputate, le grandi partite del Futsal Veneto,
quest'anno e negli anni precedenti. 15°, 16°, 1-1, gara equilibrata, intensa. Un'occasione in più forse per il Bissuola con la traversa, ma risultato assolutamente in equilibrio. Situazione falli 1-0. Ha commesso un fallo la squadra che da regolamento gioca in casa, è il Bissuola. Avanza, palla al piede, Stefanutto, Murato, ha superato il portiere del Marca Futsal a metà campo, è andato al tiro ma è stato fermato per una nuova rimessa laterale Marca Futsal, tocco corto, ma il difensore del Bissuola è già lì, pronto a contendere questo pallone. Nulla di fatto, nuova rimessa laterale Marca. Se ne incarica El Raji. Questa volta il pallone va battuto dal Bissuola per questo servizio e questa conclusione, doppia conclusione con il portiere addosso del numero 9 Cristian Bonamore. La doppia conclusione, ma il portiere era lì in agguato da terra, prima gli ha fermato una ghiotta occasione con lo specchio della porta aperta, poi anche l'occasione da posizione defilata. Ha anche commesso fallo Bonamore, calcio di punizione già battuto. Dall'altra parte, in scivolata, sfugge il pallone a Tommaso Marchiori, pallone che va sul fondo per la rimessa con le mani. Ancora un pallone messo al centro da Bonamore, recuperato dal centrale difensivo in quell'occasione del Marca Futsal, Bolsonello. Ancora Trevigiani in possesso della sfera, Mariano. Si tratta di Marchiori, l'allungo di Marchiori, calcio d'angolo per Marca Futsal. Siamo alla destra del portiere del Bissuola. Il tentativo di attacco del Marca Futsal in pratica apre una ripartenza per gli avversari. Il pallone viene toccato da un difendente, si innalza. Facile preda in questa occasione di Stefanutto, portiere della Marca. Ora si riprende con un calcio d'angolo a favore della Marca, messo fuori. Manovra la sfera Marca Futsal, il pivot, serve un buon pallone ma c'è già la difesa pronta, è pronta anche la ripartenza, la formazione del Bissuola, poi sbroglia la matassa Stefanutto, dando al suo collega di ruolo, il collega avversario di ruolo, un altro pallone messo al centro, debole, ancora preda di Carlo Stefanutto, facile. Sporca azione del numero 10 Bolsonello, il Bissuola quindi si ferma lì, vicino sulla tre quarti, in zona d'attacco. La battuta sempre Bolsonello. Poi un pallone deviato dal portiere dall'altra parte. Nuova rimessa laterale Marca, sempre in zona d'attacco. Se ne occupa Tedesco. Bolsonello si porta a centro area. Passano i secondi, controfallo. Gioca preciso il Bissuola, una serie di passaggi precisi. Poi il pallone viene intercettato all'altezza del metà campo
il tentativo di imbucata di Binotto viene fermato. Ancora Binotto alla battuta di questa rimessa laterale. Bolzonello da sulla sinistra, ancora Bolzonello al centro. Poi il pallone contrastato da due avversari. C'è il time out chiamato dalla panchina del Marca Futsal. Ricordiamo il punteggio 1-1, 21esimo minuto nel corso del primo tempo. Gara incertissima. Ci si gioca la finalissima domani 17, sempre qui su Futsal Veneto TV. Dialogano i due arbitri, che ricordiamo sono il signor Claudio Piccolo di Este e Giulio Caretta di Padova, su come interpretare questa partita molto equilibrata, correttissima come del resto è stata quella precedente. Giocatori sicuramente già formati per questo sport, ma formati anche a un gioco naturalmente rispettando quelle che sono le regole non scritte del futsal, cioè il fair play, anche perché per poter giocare bene è necessario avere un certo autocontrollo. Ed è giusto che questi ragazzi lo imparino fin da piccoli. Pallone messo corto per la conclusione di Leonardo Tedesco, decisamente sopra la traversa. Sfugge via con un bel guizzo. Mauro Palma si presenta al tiro, guadagna un calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto dal Bissuola, ancora Mauro Palma alla stoccata. Ancora Mauro Palma colpisce il palo. Caparbio, questo è il giocatore che ha tentato due conclusioni, poi quando sembrava che il pallone fosse stato perduto è andato a una conclusione con il mancino, ha colpito in pieno il primo palo alla sinistra di Carlo Stefanutto. Occasionissima Bissuola. Ancora un lancio alto, non ci arriva. Rimessa in gioco con le mani di Stefanutto, corto per Rossi sulla sinistra al passo, poi ancora Rossi a destra. Finta la conclusione, poi serve di nuovo a sinistra per la conclusione, questa volta alta, del capitano del Marca, Matteo Bolzonello. Bissuola in avanti, un'altra conclusione deviata. Poi ancora il Bissuola che prova a ragionare, a dettare anche dei passaggi precisi, con un pallone messo in avanti. Sulla seconda palla interviene il numero 11 bissuolese Mattia Rizzi, ma è scaltro Stefanutto a sbrogliare questa situazione e poi a rinviare in avanti. Passaggio in verticale, ora in orizzontale, ora Palombella, c'è un tocco del difendente del Marca Futsal, c'è il tocco di Francesco Rossi, calcio d'angolo Bissuola. Giocatori del Bissuola disposti tutti
fuori dall'area in attesa di entrarvi. Lo fa in questo momento il capitano Scantamburlo, ma il pallone viene servito fuori per il numero 3 Gioele Pistoresi, che mette alto. Raso terra il pallone per il suo compagno di squadra posto sulla sinistra di Stefanutto. 26esimo minuto, sempre 1-1 in questa seconda semifinale della Final Four Under 17, un'altra conclusione alta. Ripartenza Marca Futsal, si decentra il numero 5 trevigiano Tommaso Marchiori, il suo tiro è deviato, calcio d'angolo. Messo al centro per questa conclusione dal limite dell'area, il raddoppio, il secondo gol del Marca Futsal. Il vantaggio Marca Futsal, il gol di Matteo Bolzonello, 2-1 Marca Futsal. Ventisettesimo, passa nuovamente in vantaggio la formazione trevigiana col capitano Bolzonello. Ora la rimessa laterale del Bissuola, supera un avversario ma poi trova il centrale difensivo, ora ancora da terra Bolzonello intercetta un pallone che se fosse filtrato sulla destra sarebbe stato pericolosissimo. Poi dalla distanza senza troppa convinzione il tiro che esce a lato. Si gira ma si getta nei suoi piedi, si gira bene, buon amore, ma Stefanutto, che rimane a terra, si getta sui suoi piedi e gli ferma l'azione. Va a sincerarsi e a consolare l'avversario. Buon amore. Il gioco è ripreso con una palla a 2, quindi non c'è nessun tipo di intervento falloso. Normale contrasto di gioco che può succedere tra portiere e attaccante. Il lancio proprio del portiere con pallone messo al centro, sfera che attraversa lo specchio della porta, però con una certa velocità è difficile da trovare qualcuno dei propri compagni pronti a ribadire in rete. Ci prova nuovamente il Bissuola, questa volta sulla sinistra, guadagna la rimessa laterale. Pallone messo sotto porta, interviene Stefanutto, attento perché poteva essere insidioso quel pallone messo lì. Molto attento Carlo Stefanutto. Sulla battuta della rimessa laterale velenosa, ancora servito all'indietro Stefanutto, il rilancio di Stefanutto direttamente tra le braccia di Memo, numero 1 avversario, in 2 a fermare l'azione proposta sulla destra da Filippo Mariano, che andrà alla rimessa laterale per Pistoresi. L'allungo di Pistoresi, l'intervento in scivolata ne ferma l'azione, poi la palla battuta rapida
Ancora una rimessa laterale per il Bissuola, palla questa volta battuta corta, la conclusione del numero 5 del Bissuola, Filippo Mariano. Ancora una deviazione, si finisce il primo tempo con la formazione veneziana in avanti alla ricerca del pareggio. Ci prova sotto porta Bonamore, prima ci aveva provato un suo compagno dal limite dell'area, poi è centro area Bonamore, prima del doppio fischio che sancisce la fine del primo tempo. Al riposo va in vantaggio il Marca Futsal 2-1, ma la gara sicuramente è tutta da vedere e tutta da interpretare nei secondi 30 minuti di gioco. A tra poco.
Tutto pronto per l'inizio della ripresa di questa seconda semifinale della Final Four del campionato Under 17. C'è un cambio nelle file del Bissuola, è entrato il portiere numero 12 Samuele Cattaruzzo, che ha preso il posto di Leonardo Memo. Il parziale dopo il primo tempo vede il Marca Futsal in vantaggio 2-1. Le reti sono state siglate da Binotto al 9, da Palma il pareggio al 12° e il vantaggio di Bolzonello quasi allo scadere del primo tempo. Il nuovo vantaggio del Marca Futsal, che ora ha il pallone in possesso con il portiere Carlo Stefanutto, servito Marchiori. La conclusione di Marchiori, bellissima, ma altrettanto bello l'intervento di Cattaruzzo. Rivediamo questa bordata di Marchiori, questo intervento in volo di Cattaruzzo, difficilissimo, bravi ad entrambi. Ancora Marca Futsal in avanti, avrà ancora il possesso dopo questa serie di contrasti. Servito all'indietro Bolzonello, una specie di palombella, un misto tra passaggio e palombella di Bolzonello, fuori misura. Ci riprova il Bissuola, che prova a fuggire il numero 10 Mauro Palma, prova a fuggire alla guardia di Rossi, Francesco Rossi, ma non ci riesce, guadagna solo la rimessa laterale. Poi in due tempi Stefanutto ferma una sfera pericolosa. Ancora una serie di azioni da una parte e dall'altra, una serie di contrasti, poi la conclusione, botta e risposta tra due portieri. Anche questo tiro era, lo rivediamo, il tiro del numero 7 Alessio Tronchin e la bella parata di Stefanutto. Il pallone era basso, difficile anche capire dove poteva finire quel tiro che poteva far male. Sul primo palo ti attendi magari un tiro sul secondo palo. È stato pronto il portiere del Marca Futsal a stendere la gamba sinistra e a sventare questa occasione. E intanto ce n'è un'altra di occasione, questa volta è per il numero 4 del Marca Futsal, che tenta un pallonetto. Tommaso Binotto capisce tutto il suo avversario, ferma la sfera con sicurezza. Un contrastone a centrocampo con il numero 3 del Bissuola, che prova ad andare dritto per dritto, Gioele Pistoresi. Pallone messo al centro, c'è un colpo di testa. Ancora una rimessa da calcio d'angolo per il Bissuola, che è sotto di 1. Ricordiamo che in caso di parità, al termine di rimanenti 26 minuti di gioco, intanto la super parata sulla conclusione ravvicinata di Stefanutto salva letteralmente la propria porta. La rivediamo. Pallone visto all'ultimo, tirato da vicino, anche forte, a media altezza. Bravissimo Stefanutto, che interviene ora in uscita con il corpo, si propone in avanti, supera la metà campo, va alla conclusione dalla buona distanza, colpisce il suo avversario
nulla di fatto in questa incursione in avanti di Stefanutto, convinta però, prova un'azione lungo la linea, numero 3 del Marca Futsal Francesco Rossi, si allunga però. Quinto minuto della ripresa, sempre Marca Futsal in vantaggio 2-1 sul Bissuola. Ricordiamo che nell'altra semifinale intanto c'è un'occasione sotto porta, col pallone messo fuori da pochi passi. Nell'altra semifinale ha avuto la meglio la Fenice Venezia Mestre, che ha battuto l'Antennore Sport Padova, e quindi sarà lei la prima finalista. Ora un'altra conclusione a botta sicura del numero 5 Marca Futsal, Tommaso Marchiori. In scivolata in qualche modo la difesa del Bissuola si salva. Ancora una conclusione da fuori, ancora un intervento in scivolata a fermare questa sfera. Agorismo in campo, ma anche tanta correttezza tra i giocatori, che a volte se la prendono più con se stessi che con gli avversari, come è giusto che sia, magari per uno stop sbagliato, un passaggio sbagliato. Un'ottima cultura sportiva da parte degli atleti, dei giovani atleti di queste due squadre, ma anche delle squadre viste in precedenza. Lotta tra centrale difensivo e pivot, alla meglio il centrale che riesce a recuperare il pallone e poi lo mette in avanti. Palla che termina tra le mani di Carlo Stefanutto. Nuova rimessa, mette in causa ancora Carlo Stefanutto, corto per Ismail El Raji. Avanza, palla al piede, Bonamore, va alla conclusione, poi il pallone termina in angolo. C'è un fischio. C'è un richiamo arbitrale verso un giocatore della panchina del Bissuola. Un richiamo, nulla più. Calcio d'angolo Bissuola. Un giocatore in area, due fuori, uno presumibilmente entrerà, no, esce più largo ancora dalla propria area, poi un'altra deviazione. Nuovo calcio d'angolo per i veneziani. Pallone messo al centro, fermato a centro area. Riparte Marca Futsal con un'azione manovrata. Riescono una serie di passaggi per liberare il numero 6 El Raji, che poi perde la sfera, e Francesco Rossi mette fuori un pallone portato in avanti da Bonamore con pericolosità. Ancora Marca Futsal in avanti. Conclusione improvvisa di Marchiori, pronto, numero 1, numero 12 Samuele Cataruzzo, portiere nel secondo tempo. Nel primo tempo ha giocato Leonardo Memo, portiere del Bissuola. La girata di Bonamore, fermato, riparte Bissuola, controlla con maestria la palla. El Raji. Da Stefanutto è partita questa azione con un rilancio lungo, uno stop di petto e l'azione personale di Leonardo Tedesco, il cui tiro termina a lato. Rimessa con le mani di Cattaruzzo. Ora è Scantamburlo. L'azione di Pistoresi, poi il pallone
messo sotto porta per Bonamore, che sbaglia l'ultimo tocco sotto porta. Rivediamo questo pallone messo per Bonamore, che ha probabilmente colpito col piede sbagliato, era l'altro il piede che doveva mettere in rete il piattone, probabilmente. Facile a dirsi dalla tribuna, molto più difficile decidere in campo. C'è un calcio di punizione per il Bissuola. Alla battuta del calcio di punizione Elia Scantamburlo. Rincorsa lunghissima per un passaggio, però poi il pallone che viene dato a Bonamore, la conclusione di Bonamore viene fermata. Il tiro era sì pericoloso per la posizione che aveva Bonamore, ma troppo centrale, facile preda di Carlo Stefanutto. Ancora una rimessa laterale battuta corta con la conclusione deviata, calcio d'angolo. Battuto il calcio d'angolo, non riesce l'aggancio con tiro annesso di Bonamore, l'azione sfuma. Di nuovo marca Futsal in avanti. Marchiori controlla la posizione dei propri compagni, poi serve un pallone in profondità direttamente sul fondo. Rimessa in gioco di Cattaruzzo, poi la sfera che termina tra le mani di Stefanutto. Diagonale, l'intervento da dietro del numero 6 del Bissuola, Ballarin. C'è un fallo, il calcio di punizione a favore del Bissuola. Siamo agli 11 metri, un po' decentrati. (12-13 minuti nella ripresa). Occasione da buona distanza però del Bissuola su calcio di punizione. Bonamore alla conclusione, la conclusione vincente, il gol del Bissuola, il pareggio del Bissuola, la sassata vincente, il gol di Cristian Bonamore, 2-2, un'autentica sassata quella di Bonamore, che pareggia i conti. Ora c'è un fallo del Bissuola, un cartellino giallo per Bonamore, che ha appena pareggiato l'incontro, poi si è preso un cartellino giallo. (2-2) dunque. 16 minuti alla conclusione della partita, risultato in perfetta parità. Questi 16 minuti in questi 960 secondi si decide la finalista, la seconda finalista del campionato Veneto Under 17, che assegna il titolo regionale Veneto. Gara in programma domani, ore 17, sempre su Futsal Veneto TV. Un altro pallone messo al centro da Bonamore, che poi rincorre la sfera. Un po' nervoso in questo momento Bonamore, strano, dopo aver segnato
il gol su una punizione bomba, una sassata dagli 11 metri, 12 metri. Poi si è un po' innervosito, non sappiamo il perché e soprattutto non ne capiamo il motivo. Ecco, adesso commette un brutto fallo. Si guardano gli arbitri, si trattengono probabilmente dal tirar fuori il secondo giallo. Giustamente il mister del Bissuola, Diego Visentini, cambia subito il giocatore. Avevamo detto poco fa, un po' nervoso dopo aver segnato la rete, una rete bellissima. Ora ha rischiato sinceramente anche un secondo giallo. Calcio di punizione per il Marca Futsal. Alla battuta Tommaso Marchiori, anche lui prova una sassata ma è subito intercettata prima che il pallone entri in area da Lorenzo Durante, numero 2, da Daniele Farina, numero 2 del Bissuola. Un pallone che rimane appiccicato alle mani del portiere con la carica dell'avversario. Alla meglio il portiere bissuolese Samuele Cataruzzo, subentrato a Leonardo Memo all'inizio della ripresa. Serie di falli, siamo situazione falli 2-3. Tentativo di pallonetto proprio sotto lo sguardo attento di Stefanutto, che alza solo le braccia per poter fermare questo pallonetto. Ha provato una fuga sulla sinistra Tommaso Marchiori, poi però è stato lui a toccare per ultimo il pallone. Ora prova a sgusciare in avanti Matteo Bolzonello, Mauro Palma, numero 10 del Bissuola, che alza un pallonetto passaggio per il suo compagno che non aggancia la sfera. La bella azione di Mauro Palma, che ha servito a pallonetto Elias Cantamburlo, non ha agganciato la sfera, sarebbe stata pericolosissima perché era in piena area solo contro il portiere avversario. Lascia scorrere il pallone. Cataruzzo per la rimessa con le mani, raso terra. Palma perde il pallone, Palma, rimessa in gioco Marca Futsal. C'è il time out chiamato proprio da mister Giobatta Bianchini del Marca Futsal, 18° minuto, 2-2. Tra poco, tra 12 minuti, salvo tiri di rigore, sapremo chi sarà la seconda finalista di questa Final Four Under 17. La prima è la Fenice Venezia Mestre, che ha vinto la prima semifinale contro Antenore Sport Padova e che quindi probabilmente starà, o perlomeno gli scouting della formazione veneziana saranno presenti a guardare questa gara per studiare l'avversario di domani, che però non si sa ancora quale sarà. Musica appropriata al momento della gara, musica un po' thriller per questa gara, indubbiamente entusiasmante sotto il profilo dell'equilibrio, soprattutto del risultato, perché poi alla fine quello che conta è metterne una più degli avversari. C'è un tocco di mano, un calcio di punizione a favore del Marca Futsal. Anzi no, la punizione è per il Bissuola. È entrato
Fabio Ballarin, che è sulla sfera, la tiene ferma a terra, serve sulla sinistra, il suo compagno di squadra Filippo Mariano, il suo tiro subito murato da Tedesco. Ora il Marca Futsal che si presenta in avanti con questo tentativo di incursione di Matteo Bolzonello, pallone che va verso il portiere del Bissuola Cattaruzzo, che ne fa una facile presa a terra. Pallone messo al centro di tacco da Palma, capisce tutto. Stefanuto si getta a terra, blocca la sfera. Dopo aver disputato un intenso campionato, le due formazioni a 10 minuti dalla conclusione di questa semifinale vogliono proseguire il loro percorso, entrambe vogliono raggiungere la finale per un sogno, il sogno del titolo Veneto Under 17 2023-2024. Gioco convulso a centrocampo, poi si libera Palma, gli soffia il pallone Bolzonello, prova a superare l'avversario Bolzonello, fa ponte su di due e prende il cartellino giallo. Ballarin, calcio di punizione Marca. Il fallo di Ballarin su Bolzonello. 4 falli del Marca, che ora deve anche stare attento a non raggiungere il quinto, che vorrebbe dire allarme per non commettere più falli. Conclusione della distanza, subito murata su calcio di punizione. Abbiamo sentito prima una gran sassata di gol del 2-2 di Buonamore, che ora ha la sfera tutto solo verso il portiere avversario, che lo ipnotizza, poi gli ferma anche un secondo pallonetto alzando la sfera e riuscendo a mantenerla in campo prima che il pallone esca in corner. Momenti molto intensi, soprattutto per conquistare questo risultato. Verrebbe quasi la voglia di lasciar parlare soltanto il gioco, i protagonisti, di non mettere becco su questi ultimi minuti assolutamente decisivi per il passaggio in finale. A terra, numero 10 del Marca Futsal, Matteo Bolzonello. Il gioco è stato fermato per soccorrerlo. Si riprenderà con una palla a 2, pallone che probabilmente verrà o consegnato a chi ne era in possesso o restituito dagli avversari. Riprende il gioco. 6 minuti più recupero, la conclusione. Ancora Marca Futsal avanti, una traversa, rivedremo sicuramente questa azione. Un bel pallone dato sulla destra, rivediamo il pallone dato sulla destra che filtra, va alla conclusione Tommaso Binotto che prende in pieno la traversa. Occasione, occasionissima, Marca Futsal. Occasione ora per il Bissuola, ci mette una pezza Stefanuto. Molte occasioni in questo finale ancora lunghissimo di gara,
finale che determina la finalissima, finale di gara che determina la finalissima del campionato Under 17. 25esimo. Un'altra conclusione, poi il pallone è messo fuori, la rimessa in gioco sarà sempre del Bissuola, in zona d'attacco. Ancora una rimessa in gioco per il Bissuola, l'ultimo tocco è del Marca Futsal, che ora per un attimo riconquista il pallone, poi lo dà di nuovamente al Bissuola con una conclusione fuori misura. Bel aggancio sulla destra, poi il tentativo di andare verso la rete si spegne su un inciampo su se stesso del calcettista trevigiano. Riceve sfera in questo momento nuovamente, prova la soluzione personale Tommaso Binotto, c'è una deviazione, calcio d'angolo. Calcio d'angolo dunque per Marca Futsal, che la mette al centro, prova di testa Tommaso Binotto, il pallone è troppo forte, non riesce a prendere i tempi giusti per dare la stoccata di testa. Dall'altra parte il pallone sul fondo per la nuova azione trevigiana, pallone lunghissimo, interviene il centrale difensivo di testa a fermare questa azione, poi la conclusione fermata in modo con bravura, con una mano a terra, un pallone velenosissimo che poteva sicuramente far male, ma è stato bravo Stefanutto a fermare quel pallone che probabilmente l'ha preso anche un po' in controtempo con una mano a terra, parata un po' strana ma efficacissima, e c'è il fallo del Bissuola. Calcio di punizione Marca Futsal, si autoaccusa del fallo sportivamente. Numero 8 del Bissuola, Tommaso Andidiero. Calcio di punizione Marca Futsal, sulla sfera il numero 3, Francesco Rossi, che va alla conclusione deviata, calcio d'angolo. Serie di emozioni per determinare, ricordiamo ancora, la finalista. E in questo momento di massimo audience diamo un annuncio che abbiamo già dato nella semifinale precedente, ma che è giusto ricordare che Futsal Veneto TV, in partenza con la sua troupe per la Calabria, seguirà tutte le partite non coperte dalla emittente nazionale Futsal TV, tutte le partite del Veneto, Under 15, Under 17, Under 19 e femminile, in diretta proprio su Futsal Veneto TV, il canale che state vedendo in questo momento, al quale vi invitiamo di iscrivervi, numerosissimi, e di dire anche ai vostri amici amanti di questo sport di farlo. Potete vedere le partite di questa Final Four, della Final Four di Coppa Veneto, che si disputerà qui più tardi, di Serie D, e poi di tutte le partite arretrate, compreso la finalissima del campionato Under 15 disputato esattamente 6 giorni fa, domenica scorsa, e tante altre gare. Prova a incunearsi nella difesa il numero 6 trevigiano Ismail El Raji, che poi recupera un buon pallone prima che finisca tra i piedi pericolosi dell'avversario. Pericolosi perché manca pochissimo.
e prendere un gol in questo momento potrebbe essere anche decisivo, anche se il futsal ci ha insegnato a ogni tipo di soluzioni, sia a livello seniores ma anche e soprattutto a livello giovanile. Si scalda il pubblico per una serie di contrasti, ma tutto regolare. Azione caparbia di Bolzonello, che prova a liberarsi per il tiro, proprio all'ultimo gli viene soffiato il pallone. 30 minuti e 39 secondi, manca pochissimo. Se il risultato dovesse rimanere così fino alla fine, si andrà ai tiri di rigore, emozione su emozione. Ma prova il Bissuola a guadagnare quel vantaggio di 1 che vorrebbe dire finalissima. Ci proverà ancora su questa palla battuta dalla tre quarti. Chiede e pretende la distanza dei 5 metri. Pallone messo al centro. Tentativo di tocco particolarmente difficoltoso, col coefficiente di difficoltà notevole. Mauro Palma non gli riesce. Poi prova un aggancio difficilissimo dall'altra parte, numero 3 trevigiano, Francesco Rossi. Termina qui con anche un'occasione proprio sul doppio triplice fischio dell'arbitro di Alessio Tronchin sotto porta, che mette alto. Si va ai tiri di rigore. La seconda finalista, quella che raggiungerà il Fenice Venezia Mestre domani alle ore 17 qui alla Velbote Arena e su Futsal Veneto TV. Tutto questo sarà deciso tra poco dai tiri di rigore. Emozione quindi in più per questa Final Four Under 17. Era già successo anche in una semifinale dell'Under 15. Ma ci gustiamo anche questi tiri di rigore, che saranno sì una lotteria, ma fa parte dello spettacolo del futsal. A tra poco quindi per i tiri di rigore.
tutto pronto alla Belboté Arena per determinare la seconda finalista. Ci vorranno i tiri di rigore, giocatori schierati a centrocampo, emozionati sicuramente di battere, come saranno emozionati i due portieri, di battere questi tiri dai 6 metri decisivi per la sorte di un intero campionato, bisogna dirlo. E va subito alla battuta il Marca Futsal con Tricarichi, opposto il portiere Samuele Cattaruzzo. Tricarichi dunque alla battuta del primo tiro di rigore. Il tiro di Tricarichi, il gol del Marca Futsal, 3-2 Marca Futsal. Ora va alla battuta il numero 10 del Bissuola, Mauro Palma, che vedrà contro di sé Carlo Stefanutto, portiere del Marca. Il tiro di Palma, il gol di Palma, 3-3. Alla battuta ora per il Marca Futsal Leonardo Tedesco. Lunga rincorsa per lui. Il tiro di Tedesco, il gol di Leonardo Tedesco. 4-3 Marca Futsal, che ha un rigore in più. Ora è il Bissuola che va al rigore. Il gol del numero 9 del Bissuola, il 4-4 di Cristian Bonamore. Permane l'equilibrio. Sulla sfera il numero 5. Il numero 3 del Marca Futsal, Francesco Rossi, vice capitano. Il tiro di Rossi, il gol di Rossi. 5-4 Marca Futsal. Lunga rincorsa anche per questo rigore. Il gol deciso del capitano Elias Cantamburlo, numero 4 del Bissuola. 5-5. Sulla sfera Ismail El Raji. Rivediamo il gol precedente. In diretta di nuovo Ismail El Raji. Il gol di El Raji, 6-5, Marca Futsal. Ora va Pistoresi per il Bissuola. Rivediamo il gol di El Raji. Torniamo in diretta, Pistoresi. La parata del portiere del Marca Futsal, rimane 6-5 il risultato. Stefanutto di petto ha fermato il tiro anche un po' proprio diviso addirittura, l'ha preso il tiro di Pistoresi. Ora va proprio la battuta lui. Il gol di Stefanutto che chiude i conti 7-5,
va in finale Marca Futsal, quindi finalissima domani ore 17, Fenice Venezia Mestre, Marca Futsal. La delusione naturalmente dei ragazzi del Bissuola, che però hanno lottato per ottenere questa finale. Si sa, i rigori sono belli per chi li vince, un incubo sportivo si intende per chi li perde, ma tant'è, è il Marca Futsal a raggiungere la finalissima di domani. Per quanto riguarda invece il proseguio di questa maratona organizzata dalla FIGC, dalla LND Veneto, vi diamo appuntamento alle ore 19, quando inizierà la Final Four di Coppa Veneto di Serie D, con 4 formazioni a contendersi l'ambita Coppa. Alle 19 quindi per il terzo appuntamento di giornata. Grazie a tutti da Enrico Guidotti.